Un benvenuto a tutti i presenti, a quanti ci seguono da remoto via streaming e per tutti una breve riflessione attorno a questo evento culturale, Venezia da terra, giunto alla sua ottava edizione che si pone in maniera particolarmente interessante sia per il modello organizzativo sia per l'offerta proposta ai cittadini, non solo agli abitanti del bacino di 10 comuni, ma a tutti i veneti e a tutti i turisti foresti più curiosi, intraprendenti che non mancano, soprattutto grazie alla rete di piste ciclabili, sentieri, luoghi d'arte, spazi di natura incontaminata, oltre che a un'ottima offerta enogastronomica che anno dopo anno richiama sempre più visitatori. Innanzitutto un gruppo di amministratori locali che fanno squadra assieme, elaborano una proposta tesa a valorizzare un territorio, la sua identità, le sue potenzialità, attraverso una ricerca culturale rigorosa ma segnata da una straordinaria forza divulgativa. Ecco allora Campiglia dei Berici, Comune capofila, Agugliaro, Albettone, Alonte, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Sossano, Vagliona e Villaga. Lavorare assieme con il patrocinio scientifico dei Dipartimenti di Scienze Storiche e Geografiche e di Antichità e Studi Linguistici dell'Università degli Studi di Padova, il coinvolgimento di artisti, studiosi di chiara fama chiamati a raccontare in maniera inedita, coinvolgente e non banale, innovativa, la storia di un territorio, delle frazioni, delle ville, alla riscoperta di un contesto rurale che ha scritto pagine straordinarie della storia del nostro Veneto. Stiamo parlando di una parte del Veneto che è tutto da scoprire e che invito tutti a visitare e rivisitare cogliendo l'occasione degli appuntamenti di questo festival per ritornarci poi con calma. Ne vale la pena. Concludo con una citazione di Guido Piovene che sintetizza bene lo spirito e l'anima di quest'angolo del Veneto, la sua dimensione interiore e forza. Scriveva appunto Piovene, pochi mesi prima di morire nel 1974, parlando del paesaggio a lui più caro, la riviera e i colli iberici. Nel Veneto, dove sono nato, la natura è specialmente dolce, eppure so che molto, e proprio quello che ci sembra più naturale, è invece artificiale, fatto dall'uomo. Nessuno pensa più che sono opere nostre, quei appunto quei canali che scorrono le campagne riflettendo con naturalezza gli alberi, i prati e il cielo. Ecco, andare in questo angolo di Veneto, passando di comune in comune, troverete conferma delle parole di Piovene, perché questo angolo di Veneto narra la storia di una Venezia di terraferma dove si è sviluppata la capacità dell'uomo di convivere con la natura senza stravolgerla, anzi valorizzando il paesaggio, una Venezia di terraferma che ha i suoi capolavori, le sue ville, una produzione agricola che rispetta la tradizione, pagine di storia ricchissime e dunque un'identità completa e profonda che arricchisce innanzitutto lo spirito, un angolo del nostro territorio di rara intensità e bellezza. E un paio, anzi sì, 2 settimane fa ci sono passato anche in bicicletta, luoghi che avevo, che avevo frequentato anche, ad esempio, eravamo insieme per il presepe vivente di Villaga. Comunque questo territorio nelle stagioni diverse, in momenti diversi, in luoghi particolari e significativi diversi, veramente sa dare tantissimo. Bisogna, come state facendo voi, farlo conoscere, divulgare, attrarre e incuriosire appunto il visitatore foresto e secondo me, ed è giusto che sia, c'è un ritorno economico anche per gli operatori del territorio che è assolutamente importante, specialmente in questi periodi. Ho parlato fin troppo, cedo la conduzione della giornata al collega Marco Zecchinato che ha promosso questa iniziativa per continuare con il momento stampa e il momento di divulgazione del lavoro già fatto e quello che manca ancora per i prossimi giorni. Marco, prego. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio dare il benvenuto ai sindaci e assessori che rappresentano oggi i comuni interessati dal festival. Voglio citarli perché è giusto citarli, dall'assessore Marco Ongaro,
per il comune di Orgiano, Barbara Candeo, vice sindaco per il comune di Noventa, Massimo Zulian, sindaco del comune di Campiglia, Francesca Rigato, sindaco del comune di Albettone, Paola Fortuna, sindaco del comune di Poiana Maggiore, vedo Luigi Tassoni, sindaco di Alonte, Massimo Borghettini, sindaco di Agugliaro, Marzio Bomitali, assessore del comune di Vagliona, Eugenio Gonzato, sindaco del comune di Villaga, Enrico Grandi, sindaco del comune di Sossano. Ricordo più dietro anche, e ringrazio per la presenza, Giovanni Florio dell'Università di Venezia, di Padova, che segue da tempo questo festival insieme al professor Vigiano, che oggi non è presente, però è rappresentato da Giovanni Florio, e anche Ludovico Toboni, che è qui presente, che li segue appunto per la comunicazione. Io ho voluto citarvi perché siete veramente encomiabili nel lavoro che state facendo assieme. 10 comuni rappresentati oggi, 10 location diverse, ma anche tante altre, in un mese di eventi. E ricordo che questa iniziativa è partita anni fa con 4 comuni, e 3 addirittura all'inizio mi facevano il sindaco Zulian, diventati 4, 5, 6, 7, insomma arriviamo a 10 comuni, più tanto interesse anche da parte di altri comuni nel far parte, nel dare una mano a questo evento. È un festival di conoscenza del territorio, di storia, arte, cultura, promozione anche di prodotti, perché per qualche anno sono stati prodotti anche, promossi anche i prodotti enogastronomici, ricordo le cene in villa ad esempio, e abbinate alla cultura. Questo sempre con un grande sentimento però di attaccamento al territorio locale, ma anche con una vision a 360 gradi, quindi con un approccio scientifico anche. E qui l'università ha dato un grosso contributo. E voglio ricordare in particolare quest'anno che ci sono iniziative diversificate, da iniziative culturali a itinerari insomma da visitare, ma anche iniziative legate a delle particolarità. Non perché appunto io sia cittadino anche di Orgiano, ma voglio citare che quest'anno ricorre il 150° anniversario della morte del Manzoni, e sembra che il Manzoni si sia ispirato a una storia realmente accaduta ad Orgiano, la vicenda sul processo a Paolo Orgiano, e dentro Venezia da Terra a questo festival c'è anche un evento ad hoc proprio legato a questo, che sarà il preludio poi so che anche per altri eventi nel corso dell'anno. Per cui ci sono anche caratterizzazioni particolari che di volta in volta il festival ha la capacità di mettere in atto e mettere in attività, e quindi di presentare al pubblico. Direi che i dati, che poi direte voi, insomma, ma i dati che avete già divulgato e diffuso nella presentazione del festival la dicono lunga, nel senso che l'aumento dei comuni che partecipano, gli avventori che arrivano alle attività, e anche il fatto di essere riusciti a fare un mese intero di attività, questo fa capire l'importanza che sta assumendo questo festival, e l'importanza e la lungimiranza anche di chi lo ha organizzato, e anche di voi che lo state seguendo e continuando a promuovere, nel chiamarlo proprio Venezia da Terra, perché la storia di Venezia nella terraferma è sicuramente una storia importante. I segni ci sono sul territorio ben visibili, dalle ville ai campi. Le ville stesse erano elementi matrice del sistema territoriale, al paesaggio, tutti temi che vengono toccati proprio in Venezia da Terra. E Venezia da Terra sta crescendo, sta diventando, direi, quasi un brand oramai per questo territorio, ed è un modo per farlo conoscere a chi vi risiede, perché ricordo che questi eventi per la maggior parte sono eventi gratuiti, e c'è l'impegno dei comuni e degli sponsor, che ringraziamo proprio per riuscire a organizzare e a dare una mano ai comuni in queste attività, e anche i proprietari delle ville e dei beni culturali, che li mettono a disposizione generalmente a titolo gratuito, e questo non è da tutti, insomma, sì che è un territorio in movimento, che si muove, è un territorio che ha voglia di fare. Aggiungo solo che è anche un territorio che è interessato da grandi progetti anche regionali, penso allo Stiglia Treviso, che è una grande ciclabile, una ciclabile regionale che ci collegherà con le ciclabili nazionali e poi europee, che la regione ha spinto negli anni e sta diventando realtà vera e propria, per cui, come citava il Presidente, il movimento in bicicletta e il movimento dolce consentirà di visitare poi questi beni che vediamo nel festival interessati. Per cui ecco, io
Vi ringrazio, mi fa molto piacere aver qui tutti questi amministratori, ringrazio il Presidente che ha voluto essere presente oggi a questo evento importante. Lascerei la parola a Massimo Zulian, Sindaco del Comune di Campiglia, che è un po' la mente che ha dato inizio che ha fatto scattare la scintilla poi con tutti gli altri comuni su questo festival. Lo ringrazio e lo accogliamo veramente con un grandissimo applauso. Innanzitutto devo ringraziare il Presidente Ciambetti e il Consigliere Zecchinato per l'opportunità che hanno dato all'area Berica di presentare questa iniziativa che stiamo portando avanti ormai da 9 anni in realtà, perché siamo partiti nel 2015, proprio anche assieme a Marco Zecchinato, sindaco di Orgiano allora, e a Poiana Maggiore con Paolo Fortuna che è qui presente, e siamo stati un po' i pionieri di questa iniziativa. Voi avete visto un filmato alle spalle che ci mostra appunto i sindaci che aprono le porte. Apriamo le porte è un po' il nostro motto, no? Apriamo le porte del nostro territorio, ma apriamo le porte alla storia. La storia che è la vera protagonista di questo festival, che ha due artefici essenzialmente. Da una parte i comuni dell'area Berica, quindi a sud di Vicenza, e dall'altra l'Università di Padova che partecipa con 2 dipartimenti a questa iniziativa. Lascerò poi al dottor Giovanni Florio la presentazione di quanto riguarda appunto la parte universitaria. Giovanni Florio è anche il nostro direttore, per cui vi spiegherà e ci spiegherà anche come si costruisce il Festival Venezia da Terra. Dicevo, quindi siamo partiti in tre comuni. Nel 2015, progressivamente nel 2019 si aggiunge anche Noventa Vicentina, man mano col tempo 2021 si aggiungono altri 4 comuni, quindi passiamo da 4 comuni a 8, il festival cambia radicalmente e non possiamo più quindi fare la formula originaria dei 3 giorni nelle 3 ville, ma dobbiamo pensare una cosa nuova, dobbiamo pensare a un festival che duri un mese intero. Un mese intero di eventi, quindi immaginate, insomma, impegnativo, soprattutto per il nostro direttore. A questi 8 comuni alla fine, l'anno scorso, si aggiungono gli ultimi 2, Sossano e Alonte, per arrivare appunto ai 10 attuali. Quali sono gli scopi e gli obiettivi delle amministrazioni comunali che investono energie, denaro, tempo in questa manifestazione? Innanzitutto, come ricordava sia il Presidente che il Consigliere, creare una grande vetrina per la nostra area, per la nostra bellissima area berica, che noi vogliamo narrare anche in modo diverso, cioè come centro culturale. L'area berica è capace di essere promotrice di cultura al pari di altre situazioni magari economicamente più avvantaggiate o città per esempio. In realtà l'area berica si dimostra in grado di offrire una proposta culturale davvero, davvero di spessore. E questo noi teniamo molto, quindi l'area berica come centro culturale, oltre che, ripeto, per le sue bellezze e le sue caratteristiche che prima sono state illustrate dal Presidente. Un altro aspetto importante, che è quello che riguarda soprattutto noi amministratori, che è un dovere per noi amministratori, è proprio quello di promuovere la cultura. La cultura è un mezzo di crescita non solo del singolo ma della comunità, e noi lo stiamo facendo cercando di dare ai nostri cittadini degli spunti e degli eventi, delle possibilità, forse un po' impegnative, se vogliamo, ma che in realtà gli stessi cittadini ci chiedono, come dimostra l'affluenza a tutti gli eventi che stiamo organizzando, l'interesse che c'è anche sui social, le visualizzazioni sulle pagine Facebook, sulle pagine Instagram di Venezia da Terra sono sempre molto numerose, e questo appunto dimostra che c'è davvero un interesse dei cittadini a questa proposta che, diciamo, possa essere un po' più elevata.
Vi dico la verità, è stato all'inizio quasi un azzardo, se vogliamo, provare a fare questo tipo di proposta. In realtà siamo stati premiati sin da subito e questo ci incoraggia molto. Infine, il terzo obiettivo che ci poniamo è quello di porre l'accento sull'importanza delle piccole comunità, perché Venezia da Terra è il festival della storia e delle piccole comunità. Il piccolo paese, come sono i nostri, sono davvero una fonte importante, preziosissima, quasi il nervo della struttura sociale, diciamocelo. E grazie ai piccoli paesi noi abbiamo un controllo del territorio, ma anche una valorizzazione più capillare del territorio, ed è effettivamente quello a cui noi stiamo tendendo. Ringrazio infinitamente tutti i colleghi amministratori per aver davvero investito e creduto in questa iniziativa, e lascio la parola ora al dottor Giovanni Florio, che ci racconta proprio questa esperienza di lavoro insieme, ecco, tra le amministrazioni e l'università. Vi ringrazio molto. Grazie al sindaco di Campiglia dei Berici, Massimo Zuliano, e grazie a tutti voi e grazie anche a chi ci sta seguendo sui canali social del Consiglio regionale del Veneto. E quando mi viene chiesto, ormai sono tanti anni che mi viene chiesto di farlo, quando mi viene chiesto di presentare, di raccontare che cos'è Venezia da Terra, io parto sempre da un'immagine molto pratica, che è un'immagine che deriva dalle mie frequentazioni di biblioteche. Io cito sempre la biblioteca del Dipartimento di Storia dell'Università di Padova, che è anche partner scientifico di questa iniziativa Venezia da Terra. Beh, è una biblioteca, come tante anche delle vostre biblioteche comunali, è una biblioteca a scaffale aperto. Una biblioteca nella quale si può andare, si può accedere, si può prendere, toccare con mano, scegliere, anche sulla base del titolo, sul dorso e della copertina, che libro leggere. Ebbene, in questa biblioteca c'è una stanza, che è la stanza a noi molto cara, a noi studiosi di cose venete, che è la stanza Ven, e non a caso è quella dedicata al Veneto. E gli scaffali sono a loro volta divisi per province all'interno. Ebbene, ve lo posso assicurare, la provincia di Vicenza, da un punto di vista bibliografico, è quella più rappresentata. E ad essere ancor più rappresentata è l'area berica, e nella fattispecie l'area a sud dei Berici. Perché l'area a sud dei Berici, da un punto di vista storiografico, soprattutto dagli anni 80 e 90 del secolo scorso, fa impressione dirlo, insomma, ma del secolo scorso, ha avuto un'importanza enorme per lo studio di che cosa? Della città dove ci troviamo adesso, Venezia. Attraverso questi studi si è capito molto del funzionamento di questa città, di Venezia. Ebbene, vi dicevo, il Festival Venezia da Terra parte da questa immagine, perché a un certo punto, insieme all'amico e collega Alfredo Viggiano, ci siamo chiesti, ma di tutta questa produzione storiografica, quanto è arrivato sul territorio? E se è arrivato, in che modo è arrivato nel territorio? Per cui ci siamo detti, forse è arrivato il momento, all'epoca non si usava ancora questo termine, ma di fare un progetto di public history, cioè di una storia che in qualche modo voglia impattare in termini virtuosi sul territorio e voglia proporsi come elemento di dialogo pubblico con le cittadinanze. Abbiamo pensato di fare questo, era un progetto a suo tempo ante litteram, adesso ce ne sono molti, anche qui in Italia, ma all'epoca era qualcosa di veramente innovativo. E nel fare questa innovazione siamo stati fortunati, perché abbiamo trovato degli interlocutori sensibili, attenti, ricettivi, vogliosi, volenterosi, che sono per l'appunto i comuni dell'area berica, che hanno risposto dapprima in maniera oltremodo convinta ma alla spicciolata, e adesso, e la vostra presenza è qui a dimostrarlo, possiamo dirlo in massa, perché il nostro è diventato, possiamo usarlo questo termine, un festival d'area. È un festival che intanto è diventato un appuntamento costante nel panorama culturale del Vicentino e del Basso Vicentino.
e in più è diventato un festival che si è esteso da un punto di vista territoriale e da un punto di vista temporale. Siamo passati da un festival che all'inizio era su 3 giornate e adesso abbiamo un mese intero di eventi dedicati alla storia del Veneto, ma una storia del Veneto letta da una prospettiva particolare, e questa è la peculiarità del festival. Una storia del Veneto letta a partire da quell'immagine con cui ho iniziato questa mia breve presentazione. Una storia del Veneto raccontata attraverso le piccole comunità. Quando parliamo del Veneto in termini storici, abbiamo in mente chiaramente una realtà dove abbiamo una città che è Venezia stessa, con le sue peculiarità, che ha un ruolo determinante, ha un ruolo egemone. Ma parliamo anche di altre realtà, le realtà di terraferma per l'appunto. La terraferma, abbiamo giocato un po' con i termini, no? All'epoca era lo Stato da terra, noi abbiamo pensato a questa, con un gioco di parole, a questa Venezia da terra, che dà anche l'idea della prospettiva attraverso la quale stiamo vedendo Venezia, quindi da una prospettiva di terraferma. Vi dicevo, uno Stato da terra che è chiaramente dominato da questa realtà che è Venezia, sul quale insistono delle realtà, pensate di che rilevanza, di fondazione ancora romana se non pre-romana, come sono le grandi città appunto di Verona, Padova, Vicenza, ma guardando più in là, Brescia, Bergamo, realtà di questo tipo, ma è un tessuto il cui nervo, e qui mi riallaccio a quanto detto dal sindaco di Campiglia Massimo Zulian, è dato da piccole e medie comunità, quelle che in termini storiografici, un grande storico scomparso recentemente che è Giorgio Chittolini ha definito le quasi città. Ecco, altro concetto oltre a quello di piccola comunità. E noi vi dicevo, siamo partiti proprio da questo, con l'idea di portare un racconto del territorio sul territorio, di creare un contatto fra chi il territorio l'ha studiato, e l'ha studiato magari anche in ambiti internazionali, anche in altre lingue. Il nostro festival è aperto anche alla collaborazione con docenti e realtà di studio internazionali. Ecco, portare chi si è occupato dello studio del territorio, magari ad un livello scientifico, magari apparentemente poco accessibile, ecco, portarlo a confrontarsi con quello stesso territorio che è stato oggetto del suo studio, e quindi facendo diventare questo territorio non più oggetto ma soggetto, protagonista di una nuova divulgazione della storia e del proprio passato. Esiste un interlocutore che è dato, come ricordato dal presidente Ciambetti, dato dal turista, di chi fruisce il territorio per gustarne le peculiarità e per apprenderne le varie particolarità. Ma esiste anche chi il territorio lo vive e lo vive quotidianamente. Il nostro è un festival che si rivolge molto alle comunità, che ha come obiettivo un dialogo con la cittadinanza e che vuole creare un rapporto di consapevolezza col territorio nel quale si vive. E in questo il rapporto con le amministrazioni è determinante, perché permette anche di costruire un dialogo che vuole anche fornire degli strumenti, delle possibilità di costruzione e di fruizione del territorio. Questo in breve è il nostro festival, è il nostro obiettivo. Come lo portiamo avanti? Creando degli eventi che vogliono coniugare, ed è questa la grande sfida che ci sta premiando anche, devo dire la verità, perché soprattutto l'affluenza di quest'anno ce lo sta indicando in maniera netta, a mio avviso. Ecco, la nostra grande sfida è quella di riuscire a coniugare esigenze filologiche. Ricordiamo che il nostro è pur sempre un festival che mette al centro la ricerca, e la ricerca storica e la ricerca storico-linguistica. Ebbene, coniugare, vi dicevo, le esigenze di corretta divulgazione con le esigenze, e uso questo termine senza alcun timore, di intrattenimento, perché il nostro è una proposta di intrattenimento culturale. Al nostro festival, e non mi fa paura dirlo, ci si diverte, perché parlare di quello che siamo stati e di quello che è il nostro passato, e in questo caso il termine nostro è quanto mai appropriato perché stiamo parlando delle comunità stesse, ecco, è qualcosa che non ci può lasciare indifferenti e che non ci può non lasciare
giustamente e in maniera così propositiva divertiti. Il festival quest'anno, vi dicevo, è diventato un festival mensile, ha avuto anche un altro cambiamento quest'anno. Inizialmente il festival era un festival autunnale, quest'anno è diventato un festival primaverile, anche se il clima di quest'anno non ce lo indica, ma insomma maggio è pur sempre un mese primaverile. E siamo fortunati anche in questo. La possibilità di avere delle infrastrutture di eccellenza, perché sono delle infrastrutture, pensate, per i luoghi di Venezia da terra noi abbiamo degli architetti di eccellenza, un certo Andrea Palladio ad esempio, Vincenzo Scamozzi, San Micheli. Questi sono i protagonisti del nostro festival e questi sono i luoghi del nostro festival. Parlare di storia è bello, e ve lo dice uno che lo fa per mestiere. Parlare di storia in luoghi ameni e in luoghi ricchi di storia è qualcosa che aggiunge un surplus alla nostra narrazione. Il festival di quest'anno è un festival, è già iniziato, è iniziato con l'inizio del mese, è un festival dedicato molto, che ha voluto un po' ritornare alle origini. È un festival dove la storia è la vera protagonista, ma nel quale, e lo vedrete, è facile individuare alcuni fili rossi che vanno a legare tutti quanti i nostri eventi. E allora siamo partiti quest'anno con un evento significativo che abbiamo tenuto presso il comune di Valliona, a cavallo tra due ville, Villa Priuli e Villa Dolfin. Se non è questa una Venezia da terra, due ville patrizie, due ville veneziane incastonate al cuore dei Berici. Ebbene, in questi luoghi meravigliosi di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di un tema di strettissima attualità, che è quello delle false notizie, delle fake news. Ma ne abbiamo parlato in una prospettiva storica, le fake news del Cinquecento, e abbiamo ragionato insieme a due storici di eccellenza, che sono Massimo Rospocher e Rosa Salzberg, abbiamo parlato proprio di questo, di Venezia come mercato della stampa, ma anche mercato delle false informazioni del Cinquecento. E poi ci siamo spostati dalle false notizie alle novità, alle vere notizie. E ci siamo spostati a Campiglia dei Berici, che è l'ente capofila della nostra iniziativa, e a Campiglia dei Berici abbiamo appreso una notizia che era già nota, forse nei circuiti, come dire, storiografici e storico-artistici, ma che forse sul territorio era ancora arrivata poco. Bene, l'abbiamo dichiarata a voce piena, invitando il già evocato Guido Beltramini, professor Beltramini, a condurre una visita guidata a Villa Repetta Bressan e a raccontarci della sua attribuzione palladiana. Poi il festival dalla terraferma si è spostato con uno scarto netto, si è spostato a Venezia. E abbiamo parlato, come nella prima giornata abbiamo parlato di fonti effimere come sono le false notizie, i fogli a stampa, abbiamo parlato di alcune fonti non tanto considerate dagli storici, ma determinanti, che pensate in origine per essere effimere, ma che in realtà hanno lasciato dei segni profondissimi su questa città che è Venezia. Abbiamo parlato con Alberto Tosofei e Desi Marangon, abbiamo parlato per l'appunto dei graffiti di Venezia, ospitando tra l'altro una mostra fotografica che sarà visitabile per tutta la durata del festival presso la sede municipale di Sossano che entra quest'anno insieme ad altri comuni a far parte di questo gruppo virtuoso di amministrazioni che si occupano di divulgazione della storia. Ad Agugliaro invece sabato 13 maggio abbiamo parlato di Vicenza nel 600 e con un libro abbastanza coraggioso, perché è un libro che va a ragionare sui rapporti non sempre idilliaci, diciamolo, fra Vicenza e Venezia. E sulla scorta di questo ci siamo spostati a Noventa Vicentina e lì abbiamo continuato a ragionare su Venezia in termini sì di città delle libertà, ma anche città che domina altre città, ma l'abbiamo fatto da una prospettiva inedita che è quella delle grandi tele di Palazzo Ducale,
della Sala del Maggior Consiglio. L'abbiamo fatto con un ospite internazionale, Giorgio Tagliaferro, arrivato apposta per noi dall'Università di Warwick in Inghilterra, che per l'appunto ha condotto questa sfida, l'idea di portare il Palazzo dei Dogi in quella che è la Villa dei Dogi, perché Villa Barbarigo a Noventa Vicentina è una villa che ha degli affreschi che alludono in qualche modo alla decorazione del Maggior Consiglio. E questo è quanto è stato. Adesso ci sono altre 2 settimane di festival però, e cominceremo già da domani, saremo ospiti del comune di Alonte, che anch'esso si unisce quest'anno al Festival Venezia da Terra. Saremo ad Alonte e lì ragioneremo su una congiuntura che pensateci anche dai sussidiari di scuola. Il passaggio da Medioevo al Rinascimento. Quello che ci raccontano come dovuto alla scoperta dell'America o dalla caduta di Costantinopoli, da fenomeni di grande respiro, bene, noi ragioneremo insieme a Silvano Fornasa, ragioneremo su questa enorme congiuntura mondiale, ma dal punto di vista di una piccola comunità, Alonte, in fondo ai Colli Iberici. E vedremo come queste grandi congiunture in realtà hanno grandi impatti sui nostri territori. A seguire il domenica 21 maggio, questo è un appuntamento a cui tengo molto, se non altro perché mi vedrà anche protagonista tra i relatori, ma anche perché sono particolarmente affezionato a Villa Poiana, che a mio avviso è una delle più interessanti ville palladiane, e in più per questa sala degli imperatori, no? Una sala affrescata, pensata all'interno di un territorio che è un territorio repubblicano, no? Teoricamente, perché la Repubblica di Venezia questo fu una repubblica, e abbiamo una sala deputata alla celebrazione del potere monarchico, agli imperatori. Ecco, per ragionare di questo saranno ospiti del festival i ricercatori del progetto di ricerca RISC, coordinato dal professor Alessandro Metlica, progetto che si occupa proprio di questo, un progetto voluto e finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca, un progetto di dimensioni europee perché non è solo Venezia ad essere indagata, ma anche l'Olanda, la Repubblica di Ragusa, Dubrovnik odierna e Lucca. Ebbene, analizzeremo proprio il problema della celebrazione del potere e del potere del singolo all'interno di contesti repubblicani, e sarà bello poterlo fare in una degna cornice che proprio di questo ci parla. E abbiamo fatto un film addirittura in collaborazione con i comuni di Venezia da Terra, un mediometraggio, siccome quando facciamo le cose le vogliamo fare in grande, un mediometraggio interattivo, e aggiungo di più, con finalità didattica, e aggiungo un ulteriore dettaglio, con una finalità didattica e gratuito, un progetto realizzato dal videoludico, realizzato dal progetto RISC, che sarà fruibile per tutte le scuole in open access, a tutte le scuole che vorranno farne utilizzo, e che si propone di raccontare come vive la città di Venezia l'elezione del Doge nel tardo Seicento. A partire da documentazione d'archivio inedita abbiamo realizzato questo mediometraggio interattivo, l'utente può scegliere come fare andare avanti la storia, e gran parte di questo video è stato registrato presso il comune di Albettone, che con grande gentilezza ci ha messo a disposizione le sue meraviglie architettoniche, e non a caso lo presenteremo proprio lì, quindi sarà un ritorno alle origini in qualche modo. E questo è il 26 di maggio. Alla fine, anzi no, che dico alla fine, è veramente denso il programma di quest'anno, già l'ha ricordato il consigliere Zecchinato, insomma quest'anno ricorre anche un'importante ricorrenza manzoniana, e giustamente il comune di Orgiano, nel momento in cui si è dialogato insieme su come poter costruire questo festival, ha espresso un desiderio di poter ospitare un evento che questo trattasse. Ebbene, avremo ospite il sabato 27 maggio la professoressa Anna Maria Salvadè dell'Università degli Studi di Verona,
che ci proporrà un focus sul capitolo 20 dei Promessi Sposi, quello dell'innominato per intenderci, e sarà accompagnata da letture eseguite da una compagnia teatrale del territorio che è la compagnia Amor Brac. Infine, e questo sì sarà un gran finale, saremo ospiti di Villaga e saremo ospiti di Villa Piovene Portogodi, con un concerto d'eccezione che arriva da un altro dei territori che furono della Serenissima, appunto del Friuli Venezia Giulia. Avremo l'ensemble a trombe del Friuli Venezia Giulia con un concerto realizzato in esclusiva per Venezia da Terra. Questo è il grande parterre di quest'anno. Questo è il nostro modo di aprire le porte e di rivolgersi alle comunità locali e a quanti vorranno visitarle. Ho parlato fin troppo, mi prendo però un ultimo secondo per far notare una cosa. Abbiamo parlato di diversi protagonisti, certo c'è il comparto universitario che si propone come partner tecnico, ecco, per il festival, esistono le amministrazioni, esistono i dipendenti comunali che insomma sono in prima linea nel realizzare un festival come questo, esistono le associazioni del territorio che rispondono e che si prestano nell'organizzazione di questo festival, esistono anche gli sponsor. C'è una dialettica molto importante con le realtà produttive del territorio che certo riconoscono questa iniziativa come una potenziale vetrina, ma non la vivono in maniera passiva, anzi partecipano attivamente e convintamente, sostenendo anche economicamente il programma del festival. Io con questo mi taccio, vi ringrazio anche quanti da casa hanno voluto seguire questa diretta e lascio nuovamente la parola al consigliere Zecchinato per delle ultime riflessioni. Sì, ringrazio il dottor Florio, che peraltro è anche un noto artista, un attore di una compagnia teatrale sempre del territorio dell'Archibugio, che ha vinto da poco il 75esimo premio del Festival di Pesaro. Quindi insomma, oltre che essere un docente, ricercatore e direttore artistico, fa anche questa attività. Io lascerei la parola se c'è qualche intervento, oppure andiamo verso la chiusura. Non vedo interventi, voglio solo ricordare... Non vedo interventi. No, non ce ne sono. Sembra il presidente Ciambetti in aula quando vuole chiudere al più presto il consiglio. In realtà ho promesso un aperitivo, per cui... L'aperitivo ci sarà. No, io posso aggiungere delle cose. Io vi ringrazio perché quest'anno sono anche 30 anni, a proposito, da quando Vittore Branca tirò fuori la storia dei Promessi Sposi ad Orgiano. Dopo, se il professor Povolo avesse sentito il consigliere che metteva in dubbio l'ipotesi manzoniana, gli cavaria magnare recce probabilmente, perché con tutto quello che ha scritto. Ma poi, ecco, credo che la chiave di lettura data dall'università, l'impegno che avete messo voi è veramente importante e altamente innovativo, anche perché permette ai cittadini, anche a una soca come me, di capire alcuni meccanismi. Spero che Guido Beltramini, a proposito di Villa Repeta, abbia aperto il capitolo del protestantesimo nel Basso Vicentino, Angelica Pigafetta, Asigliano, tutto quello che è successo giù di là, tutto un capitolo da esplorare ulteriormente, ma che dimostra come a metà del Cinquecento Asigliano fosse al centro di una rete di rapporti internazionali incredibili. Gli stessi affreschi citati a proposito di Noventa, l'Aliense Maganza anche ci ha lavorato dentro, dimostrano un altro tipo di rapporto veramente profondo. E last but not least ho trovato commovente questo richiamo agli imperatori,
perché proprio a casa di Guido Beltramini, cioè a Palazzo Barbaranda Porto a Vicenza, la sala principale è la sala degli imperatori, dove Barbaranda Porto si fa ritrarre in un busto ed è l'unico identificabile, perché i baffi, mentre gli imperatori, gli altri, non potevano averli. Quindi vede come in effetti, adesso raccontato da uno che non è del basso vicentino, nel sentire il vostro percorso ritrova fili di tanti racconti, come diceva lei, incontrati magari prima nei libri e poi persi magari nella memoria. E non dimenticate una cosa, nel 2008, quando fu fatta la mostra per il 500° anniversario di Andrea Palladio a Londra, il manifesto di Londra era Villa Pojana, dimostrazione della voluto dalla Royal British Institute of Architecture, proprio per la modernità impressionante che aveva l'ingresso di Villa Pojana. Quindi la capacità anche di parlare oggi in lingua europea, diciamo. Ho rubato troppo tempo, adesso No. puoi andare... No, assolutamente, anzi, no. Se prima del brindisi andiamo a fare una foto nel salone della presidenza, perché potete farvi delle belle foto personali sul canale grande. A proposito del sponsor, così vedi cosa che fa da che altra parte del canale lo sponsor. Permette e risparmio, ovviamente se fa una pubblicità terrificante, però è una foto che vale la pena di fare. Grazie. No, lo ringraziamo, anzi direi che il dottor Franzina è obbligato a venire a vedere il festival. Deve venire, dottore, per forza. E concludo con una cosa, non so se siamo ancora collegati, dando l'indirizzo del sito internet dove troverete tutte le informazioni del festival, che è www.veneziadaterra.it. Quindi tutti quelli che seguono la diretta Facebook o YouTube possono collegarsi, vedere il programma e quindi anche prenotarsi poi per le iniziative. Grazie a tutti e ringrazio ancora i sindaci e a loro un grandissimo applauso.